Bentornati e buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti voi per parlare del nostro tema del giorno. Come avete già visto durante le nostre prime interviste, oggi parliamo dello stato in cui versano due settori trainanti della nostra regione, della nostra città, ossia il turismo e la ristorazione. Due comparti che con la pandemia ovviamente hanno subito un colpo durissimo, come testimoniano anche i dati, li abbiamo visti in precedenza. Nel 2020 solo nel Veneto si è chiuso l'anno con un meno 61% degli arrivi e un meno 54% delle presenze. Anche Verona ha registrato numeri in netta discesa, ossia un 58,4% di presenze in meno. In questa odissea ovviamente a rimetterci, come abbiamo già sottolineato, sono stati anche i ristoratori che tra chiusura, intermittenza e cambi di colore continui ovviamente sono ormai arrivati allo stremo delle forze. E allora per parlare di questo siamo in collegamento con Marco Scandogliero, ristoratore veronese. Buongiorno Marco. Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti. Allora, dunque, Marco, da addetto ai lavori, insomma, qual è la situazione vera in cui versa il comparto dei ristoratori? La situazione vera penso che sia sotto gli occhi di tutti. Noi negli ultimi 15 mesi abbiamo lavorato un quadrimestre forse, rimanente un trimestre lavorato esclusivamente a pranzo e il restante siamo chiusi. Quindi questa è la situazione attuale. Voi capite benissimo come intanto le chiusure pesino in modo generale su di noi, e anche sul periodo che abbiamo lavorato solamente a pranzo, non sia stato per nulla sufficiente ad aiutarci a mantenere le nostre aziende. Prima di parlare di ristori e quant'altro, ecco, questa è la situazione ad oggi. Noi siamo chiusi sostanzialmente da un anno senza avere un programma, senza avere delle date precise, senza un programma da seguire. Questa è la fonte più grande della nostra preoccupazione. Ecco, poi parleremo appunto di ristori, ma prima vorrei parlare un attimo di quella soluzione temporanea, diciamo, che è stata trovata, ossia il takeaway e il delivery. Ecco, quanto sono riusciti a tamponare queste soluzioni in qualche modo la mancanza, insomma, le mancate aperture in questi mesi, oppure sono state solo, insomma, una panacea? Assolutamente no. In primis perché i nostri prodotti, soprattutto i prodotti della ristorazione veronese, non sono prodotti che si prestano, parlo della cucina, al delivery. Voi pensate a un risotto piuttosto che uno stracotto, pensate di cucinarlo ora e portarlo in giro per la città o nella provincia e mangiarlo dopo 30 minuti, diventa impensabile. Quindi ha sicuramente aumentato il volume d'affari di quei prodotti tipo il sushi, che mangiati freddi già si prestano da sempre all'asporto. Per noi invece è stato un mondo nuovo, abbiamo investito in questo mondo, abbiamo visto scarsissimi risultati, e questo per quanto in primo punto riguarda proprio la tipologia del nostro servizio. In secondo luogo anche il trasporto diventa un costo veramente importante. Se voi pensate alle agenzie, alla richiesta in percentuale delle agenzie che fanno il famoso delivery, quindi che i trasportatori che trasportano un mezzo bici o mezzo motorini in giro per la città e provincia di prodotti da noi preparati, vanno a incidere di un 15-20%. Se tu tieni conto che la media di rincaro su un delivery è un 18%, vuol dire che il ristoratore, dopo aver pagato i dipendenti, dopo il tempo, la corrente, luce, acqua e gas, il proprio guadagno va semplicemente a arricchire le casse di queste multinazionali. Chiaro, chiaro. Ecco, arriviamo quindi al tema dei ristori, insomma, lo Stato chiaramente ha dato qualcosa anche al settore, ha cercato di tamponare le perdite anche per il vostro settore, ma sono state sufficienti, insomma, questi ristori, questi soldi in arrivo? Allora, lo Stato, come sempre, quando deve ristorare, durante la manifestazione che c'è stata il 2 aprile, ho detto hanno costruito la macchina del fisco con l'acciaio invece quella dei ristori con il ferro arrugginito. Quando c'è da ristorare, in questo momento hanno semplicemente messo in piedi con un sistema machiavellico una serie di percentuali, di dover dimostrare cali di fatturato assurdi mesi su mesi. Abbiamo guardato il decremento del fatturato di aprile su aprile fino a dicembre. Poi c'era stato promesso un ristoro riguardante il mese di dicembre, dove noi siamo stati comunque chiusi tutte le sere. Per noi dicembre diventa fondamentale per le cene aziendali, per le festività. Un ristoro appunto promosso e promesso dal governo Conte. Poi chiaramente pasti e rimpasti cade il governo, arriva il governo Draghi ed oggi si parla di un ristoro che viene, diciamo, villantato dal 40 al 60% del calo fatturato. Invece onestamente il calcolo è molto semplice: si fa il calo del fatturato 2020 su 2019,
si divide per 12 perché è la media del fatturato, quindi con questo numerino, quindi calo del fatturato diviso per 12, si va dal 40 al 60% di questo numerino, che per farla in soldoni, un'azienda che hai perso su 200.000 euro, 150.000 euro, va ad ammontare a circa 3, dai 3 ai 5.000 euro di ristori. Ecco, questo è il ristoro che secondo il governo Draghi potrebbe essere sufficiente per noi, quando invece i costi fissi, soprattutto le mondizie, per farne uno, non ne vengono decurtato nemmeno un euro. Per lo Stato italiano noi abbiamo prodotto una quantità di monnezza nel 2020 e nel 2021 simile al 2018, 17, 19 a pieno regime. Quindi già Giorgia, questo può farti presagire che i ristori non basteranno nemmeno per pagare i costi fissi a cui le nostre aziende sono sottoposte in maniera potente e pressante ogni mese. Certo. Ecco, tornando appunto alla manifestazione del 2 aprile, quindi della settimana scorsa, è stata una manifestazione davvero molto partecipata, c'erano tante persone, ma è stata anche molto critica forse nei confronti dell'amministrazione, perché ci sono stati anche dei fischi nei confronti del sindaco Federico Sborina. Ecco, c'è una velata critica anche nei suoi confronti, oppure diciamo così rimaniamo nell'ambito statale? Allora, la manifestazione riguardava l'ambito statale e io sono stato il portavoce, ho garantito che nessun politico parlasse, come avete visto, dal palco, perché era una manifestazione per dar voce a chi non ce l'ha. L'unica persona che è stata invitata a parlare come primo cittadino e come quindi padrone di casa è stato il dottor Federico Sbuarina, che in modo coraggioso, posso dire, e per questo lo ringrazio, ha deciso di intervenire. Chiaramente dico sempre che chi amministra fa, chi fa sbaglia. Non posso entrare e non voglio nemmeno nella questione fischio o non della piazza, perché chiaramente anche l'amministrazione comunale avrà fatto delle scelte più o meno popolari o più o meno corrette, però su questo non vertiva diciamo la protesta, la giornata di protesta. Posso solo ringraziare il dottor Sborina per essere intervenuto, per portare anche il disagio che hanno le amministrazioni comunali. Ricordiamo che lo Stato impone determinate cose e poi i comuni devono attuarle. Non ha dato gli strumenti attuativi, quindi ha abbandonato anche le amministrazioni comunali. So comunque che il nostro gruppo, essendo io rappresentante diciamo di collante fra tutte le varie categorie che è intervenuto in quel giorno, un gruppo di ristoratori del centro storico sta in queste ore presentando delle richieste, un progetto, un piano di rilancio all'amministrazione comunale di Verona, in modo di avere un punto di incontro. Già alcune associazioni di categorie nella giornata di ieri hanno proposto dei cambiamenti da fare per quanto riguarda il territorio comunale veronese. Ecco, questo è per quanto chiudo per quanto riguarda l'intervento del dottor Sborina, che ringrazio veramente di essere intervenuto durante la giornata. Chiaro, chiaro. Ecco, terminiamo con una vista sul futuro, insomma, si va verso l'estate, forse si spera verso la fine della pandemia, anche grazie alla campagna vaccinale. Diciamo così, voi ristoratori riuscite a vedere la fine del tunnel o è ancora tutto molto buio, ecco? Allora, i presupposti ci sarebbero, il virus, questo virus ha già dimostrato di allentare la presa nel periodo estivo, la campagna vaccinale è partita, però siamo sfiduciati, dopo un anno di promesse non mantenute chiaramente siamo molto preoccupati e abbiamo paura. Perché questo? Perché anche la campagna vaccinale è partita a rilento, farraginosa, e quindi non sono stati mantenuti dall'inizio delle promesse anche sotto l'aspetto proprio vaccinale. La campagna vaccinale è partita a dicembre, però c'è stato un anno per metterla in piedi. Si poteva sicuramente fare meglio, si poteva già strutturarla anche senza vaccino in mano, chiaramente. Quindi non vedo perché in Italia noi ci troviamo sempre a giocare alla rincorsa. Siamo stati i primi ad essere stati colpiti dalla pandemia e saremo gli ultimi ad uscirne, forse con la benevolenza di Dio. Quindi già questo dimostra, credo in modo netto e palese, l'inadeguatezza totale del governo centrale di Roma, l'inadeguatezza nella ricoprire i ruoli che gli sono stati affidati. Credo che sia sotto gli occhi di tutti e non si fa altro che ogni volta ribadire questo. Quindi siamo fiduciosi? Assolutamente no, perché oramai vogliamo toccare per credere. Certo, chiaro, mi sembra giusto, insomma. Adesso noi speriamo chiaramente di uscirne al più presto. Facciamo anche un grande in bocca al lupo, insomma, a tutti i ristoratori, anche a te Marco, per la prossima riapertura, insomma, speriamo possa avvenire il prima possibile.
Allora io intanto vi ringrazio di averci dato voce anche oggi e vi auguro il meglio a tutti. Buona giornata Giorgio e buon proseguimento. Grazie altrettanto, e allora anche noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento allora domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e naturalmente un nuovo tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.